Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Caldo record in Sicilia, scatta il codice rosso a Palermo e Catania per le ondate di calore. Massima attenzione anche al rischio di incendi e l'invito a evitare il sole nelle ore più calde. Fine settimana nel sangue a Palermo, una violenza sessuale, un autista AMAT minacciato con una pistola e un giovane accoltellato. 3 gravi episodi in poche ore tra città e provincia. Messina in penna con la moto, travolge e uccide una quindicenne, un arresto per omicidio stradale. Lampedusa rivivrà un momento storico 13 anni dopo la visita di Papa Francesco sabato sull'isola, Leone XIV. Una nostra troupe documenterà i momenti più significativi. Catania, via ai lavori per il restyling della zona industriale, investimento da 50 milioni di euro per riqualificare strade e infrastrutture. A Ragusa è stato presentato il registro tumori, intanto aumenta la sopravvivenza dei malati grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie. Calcio, il Catania alle prese con chi resta e con chi parte, 3 invece i colpi messi a segno dal Palermo. Bentrovati, il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino meteo che prevede per Catania e Palermo una ondata di calore di livello 3, siamo al cosiddetto bollino rosso, al codice rosso, che indica, lo vedete, condizioni ad elevato rischio persistenti per 3 o più giorni consecutivi a partire da oggi. Il bollettino segnala anche un rischio incendi con livello di pericolosità alta, il livello di allerta e preallerta. L'amministrazione comunale di Catania raccomanda cautela, invita i cittadini a evitare o ridurre l'esposizione all'aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le ore 11 e le 18. È consigliabile restare in ambienti freschi, idratarsi regolarmente, prestare attenzione ai soggetti vulnerabili relativamente alle persone senza fissa dimora, ricorda il sindaco trantino. L'amministrazione mette a disposizione la stazione di posta di Playa, struttura gestita dai servizi sociali comunali, dotata di aria condizionata. Cambiamo decisamente argomento, è stato un fine settimana nero a Palermo, diversi episodi da raccontarvi purtroppo nel servizio di Marco Gullà, dalla tentata violenza sessuale su una turista in città per il concerto di Radio Italia, a un autista AMAT minacciato con una pistola, fino a un ragazzo accoltellato a Bagheria. Sentiamo. Una violenza sessuale, un autista AMAT minacciato con una pistola, un ragazzo accoltellato. È stato un weekend da bollino nero sulla cronaca a Palermo e in provincia. Ieri, dopo il concerto di Radio Italia al Foro Italico, una ragazza agrigentina di 35 anni è stata violentata da un clochard del Gambia. L'episodio si è verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco del Foro Italico. Dalle parti di Via Cala, il 31enne avrebbe iniziato a importunare la donna, diventando sempre più invadente. Dopo la violenza, la 35enne agrigentina avrebbe chiamato i soccorsi, fornendo una descrizione dell'uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. Sempre a Palermo nel weekend, un autista dell'AMAT, l'azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo, fermo al capolinea di Piazza Indipendenza, è stato minacciato con la pistola da un ragazzo. L'autista aveva chiesto ad una coppia di scendere perché il bus era arrivato al capolinea. Il giovane ha reagito avvicinandosi a lui e puntandogli la pistola. L'autista è rimasto impietrito. Alla fine, convinto dalla ragazza, il giovane è sceso dal mezzo e si è diretto verso Porta Nuova. Sempre nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato invece a Bagheria. Una parola di troppo, una rissa, il ragazzo interviene per sedare la lite e viene colpito con un coltello alla spalla. Per lui qualche punto di sutura e una prognosi di 7 giorni. E torniamo purtroppo sul gravissimo incidente, l'incidente mortale di Messina, dove una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa da una persona a bordo di una moto davanti a un noto locale della Riviera Nord. Il centauro, leggermente ferito, è stato arrestato per omicidio stradale, sconvolta l'intera comunità. Tonino De Mana.
Le tracce di sangue a terra, i segni dei rilievi della polizia municipale, lo strazio dei parenti, degli amici e di un'intera comunità, quella di Torre Faro, che piange l'ennesima vittima della strada. Giulia Scimone, 15 anni, si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, travolta da una motocicletta in via Circuito a Messina, non distante da un noto locale frequentato da giovani. Dopo l'impatto avvenuto proprio davanti all'abitazione dei nonni, la ragazza è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Papardo, ma le gravi lesioni riportate hanno causato il decesso, sopraggiunto poco prima dell'arrivo in ospedale. Ad investirlo un ventenne, rimasto leggermente ferito, ora indagato per omicidio stradale e ristretto agli arresti domiciliari. Sul conducente della moto sono stati eseguiti test per rilevare eventuale assunzione di droga o alcol. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale, che ha lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si escludono l'alta velocità ed una manovra azzardata, forse un'impennata. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Contestualmente è stato disposto il sequestro del mezzo a due ruote. La morte di Giulia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Messina è avvolta dal dolore. È il post del sindaco Federico Basile, che ha espresso vicinanza ai familiari della sfortunata ragazza. Avevano assaltato un ufficio postale a Palermo spaccando la vetrata con una macchina e facendosi consegnare 100.000 euro. Sono state arrestate 3 persone. Orazio Longo. Si erano lanciati con una Fiat Tipo dentro l'ufficio postale di via Empedocle Restivo a Palermo. Queste le immagini di allora dell'assalto avvenuto il pomeriggio del 31 gennaio del 2025. Da quell'auto che aveva sfondato la vetrata era uscito un uomo che, assieme ad un altro introdottosi nei locali attraverso un varco, mentre un terzo stava fuori con funzioni da palo, si era fatto consegnare il denaro contante presente nella filiale che gli impiegati stavano versando nello sportello ATM in previsione del pagamento delle pensioni che sarebbe avvenuto l'indomani. Un bottino di 100.000 euro. Adesso la squadra mobile palermitana ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, un quarantenne e 2 quarantanovenni, con l'accusa di rapina, riciclaggio e ricettazione. I sistemi di videosorveglianza della zona avevano sin da subito indirizzato il corso delle indagini su una batteria di rapinatori orbitante nel quartiere di Pagliarelli. Tramite l'ascolto delle conversazioni telefoniche e gli esiti delle perquisizioni e dei servizi di osservazione e pedinamento è emerso che i soggetti già parecchi giorni prima dell'assalto avevano pianificato il raid riunendosi presso un covo nell'area di Viale del Fante, dove avevano fatto arrivare un motorino rubato che presentava peraltro una targa di cartone sovrapposta a quella reale, poi lasciato parcheggiato nei pressi della filiale postale e utilizzato per la fuga. A Palermo la Guardia di Finanza ha eseguito 14 misure cautelari per 5 dipendenti del comune, 9 di una società partecipata, accusati di truffa ai danni della pubblica amministrazione e falsa presenza in servizio. Secondo le indagini avrebbero timbrato il badge e poi abbandonato il lavoro, fatto timbrare la presenza ai colleghi, con oltre 550 episodi contestati. Tra gli episodi più eclatanti, alcuni dipendenti si dedicavano alla pesca e alla coltivazione di terreni durante le ore di lavoro. L'inchiesta della DDA di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito alla discarica di Timpazzo di Gela riporta al centro il tema dei controlli e dell'ambiente. Il presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici lancia un allarme: le inchieste sono troppe da seguire. Gerry Italia. La discarica di Timpazzo resta al centro delle verifiche dopo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti. Una vicenda che non riguarda soltanto il piano giudiziario. Sul caso è già stata avviata una verifica tecnico-amministrativa regionale, mentre anche la Commissione antimafia siciliana si prepara a approfondire la situazione. Il presidente della Commissione, Antonello Cracolici, punta il dito contro l'uso dell'emergenza come possibile scorciatoia per aggirare regole e controlli. Un richiamo ai rischi per territorio e comunità, con danni che potrebbero protrarsi per anni. È sempre il solito trucco, si utilizza l'emergenza per commettere reati, perché qualcuno pensa che in nome dell'emergenza si possano chiudere gli occhi di fronte al fatto che si creino, come dire, condizioni non solo di reati oggi, ma di devastazioni ambientali che riguardano poi la salute dei cittadini domani. Ma dall'incontro sulla questione morale arriva anche un'altra denuncia: le difficoltà della Commissione antimafia regionale nel seguire il crescente numero di indagini aperte in Sicilia. La quantità di inchieste è elevata, non abbiamo gli strumenti per, come dire, per avere una nostra capacità di indagine e quindi di verifica
delle condizioni che si determinano nel territorio, quindi c'è il rischio che la Commissione insegua anch'essa l'emergenza giudiziaria senza riuscire a prevenire. Il rischio, secondo Cracolici, è che le istituzioni siano costrette a rincorrere le emergenze invece di riuscire a prevenirle. Il caso Timpazzo resta dunque sotto osservazione. Tra magistratura, controlli amministrativi e commissione antimafia, il nodo della gestione dei rifiuti torna al centro del dibattito anche politico. Voltiamo decisamente pagina, ancora pochi giorni e Lampedusa rivivrà un momento storico. 13 anni dopo la visita di Papa Francesco nell'isola delle Pelagie, il 4 luglio arriverà Papa Leone a partecipare all'evento, a documentarlo anche una nostra troupe, Adelaide Barbagallo. Per la seconda volta un pontefice si recherà a Lampedusa, l'isola delle Pelagie, si prepara alla storica visita di Papa Leone XIV. Terra di approdo di migranti e accoglienza, nel 2013 visse l'indimenticabile arrivo di Papa Francesco. 13 anni dopo, altro evento memorabile con gesti e scelte simboliche. Sull'altare del campo sportivo dove Papa Leone celebrerà la messa ci sarà la Madonna di Portosalvo, patrona di Lampedusa e simbolo di unione fraterna. Nelle immagini vediamo la grande festa che ogni anno i lampedusani le dedicano. Il Papa, per ragioni di sicurezza, non potrà visitarne il santuario, una grotta divisa a metà dove da un lato c'è l'effigie cristiana della Vergine Maria e dall'altro l'oratorio musulmano dedicato a un santuomo sufita. Segno che il dialogo interreligioso nell'isola è sempre esistito, testimonianza in un mondo dilaniato da guerre che la serena convivenza tra popoli di diverse religioni è possibile. Leone XIV arriverà sabato alle 9 ad accoglierlo in aeroporto. Ci saranno l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, il governatore siciliano Renato Schifani e il sindaco Filippo Mannino. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola dedicati alla memoria e all'accoglienza. Il cimitero per ricordare le vittime del mare, la Porta d'Europa, monumento simbolo delle migrazioni, il molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa, al termine della quale Papa Leone ripartirà per fare rientro in Vaticano. Una visita che è un evento storico che seguiremo con collegamenti in diretta durante i telegiornali di sabato. E sono iniziati a Catania i lavori di riqualificazione della zona industriale per un importo complessivo di 50 milioni di euro di fondi destinati. Sono interventi fortemente voluti dalla nostra amministrazione, ha evidenziato il sindaco trantino, con fondi erogatici dalla regione siciliana. Il piano strategico prevede il rifacimento integrale di circa 50 strade, la ricostruzione dei relativi marciapiedi, l'adeguamento dei sistemi di drenaggio e l'installazione di una moderna rete di illuminazione pubblica LED. Secondo il cronoprogramma le opere copriranno oltre 50 km di viabilità e impegneranno le maestranze per circa 18 mesi. E sono stati presentati dal Registro Tumori di Ragusa i dati oncologici in provincia, un report su cui organizzare la sanità del futuro. Veronica Barbarino. Conoscere l'evoluzione dei tumori per intervenire prima, curare meglio e pianificare la sanità del domani. A Ragusa il Registro Tumori della provincia Iblea ha presentato i dati dell'andamento delle principali patologie sul territorio, dal 2015 al 2019, con un aggiornamento al 2022 sulle 5 forme tumorali più frequenti. Il quadro che emerge è tendenzialmente incoraggiante e in linea con quello regionale e nazionale. Negli uomini, tra i primi 5 tumori, abbiamo il tumore della prostata, il tumore del coloretto, il tumore del polmone, il tumore della vescica e al quinto posto il melanoma. Mentre tra le donne abbiamo al primo posto il tumore della mammella, al secondo posto il tumore del coloretto e al terzo posto sale il tumore del polmone e il tumore dell'utero corpo con il 5%. E ancora, la mortalità resta sostanzialmente stabile, mentre aumenta la sopravvivenza, segno dei progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie. Il documento richiama inoltre l'attenzione sul progressivo invecchiamento della popolazione, dove nella fascia over 65 si concentra il 61% dei casi di tumore, confermando la necessità di programmare in modo più mirato l'offerta sanitaria e i percorsi di presa in carico. Da questi dati possiamo avere un quadro generale su come funziona la prevenzione nella nostra provincia, sul funzionamento della clinica e quindi delle cure dei tumori e
danno un'idea a chi deve fare programmazione sanitaria per poter investire le risorse indirizzandole nel modo più opportuno. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per andare a Messina, all'ex Fiera di Messina, adesso diventata Parco Urbano. Siamo tornati in studio, tanti prati, panchine, panoramiche, percorsi e installazioni. È il nuovo Parco Urbano di Messina. Sentiamo. Oltre 32.700 metri quadri di superficie riqualificata, il 60% verde con prato calpestabile e oltre 7.000 nuove piante, arredi, illuminazione, percorsi e installazioni, 300 metri lineari di panchine panoramiche, 2 aree giochi, campi da basket, area di sgambamento per cani e zone attrezzate per fitness. Il tutto con un suggestivo affaccio sul mare e sulla Madonna della Lettera e con un accesso diretto alla spiaggetta adiacente al torrente Giostra. L'area della storica Fiera Campionaria di Messina, prima ancora Fiera Franca o del Santo Sepolcro, diventa un parco urbano, uno dei più grandi della Sicilia, presentato nello spazio della ex cittadella fieristica, ideato e finanziato dall'autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina. La fiera non era mai stata concepita come spazio aperto alla città, è in qualche modo un'operazione che ha qualche componente di preoccupazione, ma siamo sicuri che con la vigilanza adeguata che abbiamo predisposto è meravigliosa per tutti. Firmato l'accordo tra l'autorità di sistema e il Comune di Messina per la concessione che avrà la durata di 6 anni e consentirà all'amministrazione comunale la gestione, la manutenzione e la piena fruizione del luogo pubblico, in continuità con la passeggiata a mare e il waterfront. Con la consapevolezza che quel tratto che si collega a quella che chiamiamo passeggiata a mare costituisce veramente un affaccio di cui la città aveva bisogno o necessità, di cui deve prendersi cura. In piazza Duomo a Catania ieri la consegna simbolica dell'incasso di un gol per la solidarietà, la partita di beneficenza che quest'anno ha raccolto 31.000 euro. Le somme finanzieranno un parco giochi nel comune di Niscemi, colpito, lo ricordiamo, dalla frana. Eva Spampinato. 31.125 euro, ecco la somma raccolta quest'anno dalla manifestazione sportiva di beneficenza che da 18 anni richiama allo stadio Massimino di Catania migliaia di persone con un obiettivo concreto: aiutare giovani, famiglie e comunità in difficoltà. È stato il record di sempre di questa manifestazione, 31.125 euro, quindi come non ringraziare la città e tutti coloro i quali ci hanno permesso di costruire questa magia, ovviamente in sinergia con le istituzioni, le autorità. Un gol per la solidarietà quest'anno sostiene il comune di Niscemi, duramente colpito dalla frana dello scorso gennaio, con la realizzazione di un parco giochi per i bambini. Assieme al presidente Galvagno ci siamo subito interfacciati in quei mesi e abbiamo detto perché non favorire una realtà come quella di Niscemi, e quindi abbiamo fatto un sopralluogo col sindaco Conti a Niscemi e questo è il risultato di tanti sacrifici nei mesi scorsi. L'appuntamento ora, dopo questo evento, è quello di inaugurare il parco giochi per i bambini, zona Piano Mangione, dove abbiamo deciso di voler realizzare appunto la scuola nuova. I mesi dovrebbero essere circa 4. La consegna simbolica questa mattina in una piazza Duomo assolata e piena di turisti. Presenti i protagonisti dell'evento, le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine e di All Star Sicilia. C'è un'altra pausa, poi il calcio. Siamo al calcio, parliamo del mercato, in arrivo le prime ufficialità in casa Palermo. Si apre la settimana che darà il via ufficialmente al calciomercato estivo e quindi parallelamente arriveranno le prime ufficialità. Il Palermo ha già 3 colpi in canna, Hernani, Estevez e Cassandro, tutte e 3 trattative già definite e in attesa quindi di essere ufficializzate. Archiviati questi innesti, il direttore sportivo Osti si concentrerà soprattutto sul reparto offensivo. L'obiettivo prioritario resta Luvumbo. Con il Cagliari esisterebbe già una base d'intesa e il Palermo aspetterebbe soltanto il sì definitivo dell'attaccante angolano
Angolano. Il club di Viale del Fante tiene d'occhio però anche Rao, che nell'ultima stagione ha giocato a Bari, ma di proprietà del Napoli. L'ultima parola spetta ad Allegri, che lo vorrebbe valutare in ritiro. Sul fronte cessioni, Osti lavora per trovare una squadra a Matteo Brunori. L'attaccante è sotto contratto col Palermo fino al 2028 e il suo stipendio è vicino al €1.000.000 netto. Brunori non andrà in ritiro con i compagni in attesa di una nuova sistemazione. Nella stessa situazione dell'attaccante ci sono anche Diakité, Buttaro e Nicolau, rientrati dai rispettivi prestiti ma fuori dal progetto tecnico. Il Palermo dovrebbe decidere di non puntare anche su Blen e Gomez, in scadenza nel 2027. E adesso invece ci occupiamo del Catania, che deve valutare anche da chi ripartire, oltre che dai più giovani. Sentiamo il servizio. Da chi partire e a chi poter rinunciare è una delle prime valutazioni di Longo con la dirigenza, in parte già iniziata e che proseguirà nell'incontro previsto nel fine settimana e ovviamente con i primi allenamenti. L'obiettivo del club è alleggerire rosa e monte ingaggi, una scelta ma anche un obbligo. Dal 1 luglio 2026 tutte 60 le società di Serie C sono obbligate a rispettare il nuovo salary cap. Ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, soglia destinata a scendere al 45% nella prossima stagione. Ecco anche perché si parte dai più giovani sotto contratto come Jimenez, Bruzzaniti, Leonardi o lo stesso Ponsi, ed ecco perché se alcuni giocatori hanno mercato possono partire. Due casi emblematici sono Casasola e Donnarumma. Ragioni tattiche, la difesa a 4 ma anche l'ingaggio potrebbero spingerli altrove con il beneplacito del Catania che abbasserebbe le spese. Su Dini le valutazioni potrebbero essere diverse, il valore di mercato c'è ma il portiere dovrebbe restare. Su Cicerelli le voci non sono mai mancate e proseguono, ma il giocatore si è esposto pubblicamente e diventa difficile vederlo lontano da Catania, dove resterà Di Gennaro e probabilmente anche Quaini. Su Corbari incideranno le valutazioni di Longo, Allegretto farà parte del progetto. A breve si entra nel vivo, ci sono ruoli come il centrocampista centrale o l'attaccante, nonostante la presenza di Leonardi e probabilmente Caturano, che diventano prioritari anche per dare un gioco alla squadra, l'altro obiettivo dichiarato dal club. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione del nostro telegiornale si chiude qui. Grazie per averci seguito, vi lascio alla rassegna stampa curata oggi da Luca Ciliberti e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 14. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.